Intanto buon anno a tutti gli ascoltatori. È la prima volta che Orchestra da Camera di Mantova si presta per un concerto di Capodanno. Siamo abituati, siamo legati al concerto di Capodanno tradizionale, quello che viene fatto da una vita, da sempre, al Musikverein di Vienna. E Orchestra da Camera di Mantova appunto non l'aveva mai eseguito, ma oggi, alla fine di questo terribile 2020, ci sembrava che un messaggio di positività, di speranza, dato attraverso la musica, proprio il primo giorno dell'anno, per fare gli auguri a tutti di un anno che sarà sicuramente, certamente migliore, più sereno, ci sembrava che un concerto, un messaggio della musica non potesse essere migliore, la soluzione migliore. Per cui quest'oggi, per la prima volta, l'Orchestra da Camera di Mantova, all'inizio del suo 40° pensate, anno di vita, fa gli auguri alla città e a tutti i suoi ascoltatori e i suoi appassionati attraverso la musica di Schubert, di Beethoven, di Schoenberg, Strauss e ancora di Strauss. Quattro sezioni di un concerto non troppo lungo, che iniziano con 2 brani che sono un po' l'emblema della serenità, 2 brani di Schubert, da Rosamunde, dalla musica di scena di Schubert, 2 pezzi meravigliosi, l'Andantino e il Balletto, e poi le 2 celeberrime romanze di Beethoven con Francesca Dego, solista, che torna qui al Teatro Sociale di Mantova dopo un'esperienza di qualche anno fa fatta con la nostra orchestra da camera nel concerto di Tchaikovsky. E poi una simpaticissima, particolare trascrizione di Arnold Schoenberg di un pezzo della grande tradizione viennese di Johann Strauss, il Kaiserwalzer, ma in una realizzazione degli anni 20, del secolo scorso, del 1920, pensata per un gruppo da camera, pensata in realtà a parti reali, ma oggi l'orchestra si diverte ad eseguirlo nella sua pienezza. E poi, naturalmente, l'immancabile pizzicato polka per chiudere. È il nostro modo per dire alla città e a tutti quanti buon 2021, e sarà sicuramente un anno migliore a me.